Amici di Street News, siamo qui con Ciro Venerato, giornalista Rai. Allora Ciro, diamo un voto alla stagione del Napoli. Me l'hanno fatto in parecchi la domanda. Io sono tra quelli che seziona un po' questo voto, nel senso che do un 7 al campionato, perché un secondo posto non si getta mai via. Do un 4 per la Coppa Italia, perché lì c'è stata un'occasione persa, con tutto rispetto per Lazio e Atalanta, e per il Milan che ha eliminato gli azzurri, forse il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più vista la rosa. E poi do un 8 alla Coppa dei Campioni, io la chiamo ancora così anche se si chiama Champions, ma sono nostalgico perché riuscire a dominare il Liverpool e il Paris Saint-Germain sino all'ultimo soffio, sino all'ultima curva è un grande merito, mentre invece un 6 politico all'Europa League, perché si può uscire dall'Europa League contro l'Arsenal, ma non in quel modo. Invece per quanto riguarda l'allenatore, un giudizio su mister Ancelotti. Un giudizio positivo, insomma, è entrato nell'Hall of Fame dei più grandi allenatori del mondo secondo France Football, no? Insieme a Sacchi è l'unico italiano presente nei primi 10. Credo che anche lui si aspettasse qualcosa in più in campionato, però è da rivedere perché comunque il primo anno ha ereditato un Napoli che aveva un'idea e un'identità tattica diversa, un 7 tendente all'8 aspettando il prossimo anno, ma ricordando che comunque Ancelotti resta una pietra miliare non del calcio Napoli ma della storia del calcio mondiale. Lei è un grande esperto di calciomercato, allora le faccio un'ultima domanda. Per poter ridurre il gap con la Juve, quali e quanti acquisti servono al Napoli? Troppi, quindi sarà difficile. Per ridurre il gap con la Juve serve un fatturato da Juve e quindi vorrei ricordare che Napoli strutturalmente senza Champions fattura tra i 140 e i 180 milioni, con la Champions 230, con un po' di fortuna 240-250 se vai avanti. La Juve senza Champions fattura 380 milioni, con la Champions supera i 400. Ha un'organizzazione economica, politica, planetaria, ha uno stato di proprietà e quindi al momento insomma ogni sorta di parallelo oggettivamente è difficile. Io faccio i complimenti al Napoli perché nonostante questa distanza così importante è riuscito comunque a tenere testa alla Juve e lo scorso anno, lo dirò sino alla morte, meritava di vincere lo scudetto con Sarri. Gli tiro un po' d'orecchie perché comunque sono 10 anni che non riesce a incidere in maniera importante sul fatturato e io penso che la differenza per avvicinarsi al fatturato della Juve resti sempre quella, uno stato di proprietà che crea indotto. Perfetto, diamo un saluto ai lettori di Street News. Un saluto a tutti i lettori di Street News da Ciro Venerato.